L'obiettivo per cui si lavora è quello del rendere autonomi questi ragazzi il più possibile. Il nostro è un lavoro silenzioso, ma essenziale alla tenuta sociale del territorio. La domanda di supporto, di sostegno dei giovani e delle famiglie oggi è enorme. Vale la pena investire in questo progetto perché stiamo investendo nel nostro futuro. L'Associazione La Porta sta per compiere 40 anni, è nata a Sarmede, nella sede di cui oggi parliamo, e in questi anni, nelle due sedi di Sarmede e Vittorio Veneto, abbiamo ospitato, seguito, educato circa 250 minori. L'associazione nasce da lontano. Nel 1973 Don Gigi Vian, insieme a un altro sacerdote salesiano, aprono la piccola comunità a Conegliano per accogliere adulti che vivevano l'esperienza della dipendenza. A seguito di questo alcuni genitori volontari che lavoravano con lui si accorgono della realtà degli adolescenti e dei ragazzi che sono in qualche modo coinvolti in questa situazione. Nasce quindi l'associazione La Porta nel 1985. Nel 2000 nasce la Piccola Resi, il comune di Vittorio Veneto dà in uso l'ambiente e quindi nasce la comunità. In questo modo possiamo differenziare. Qui alla Vittorio ci sono i piccoli e le femmine, a Sarmede invece rimangono i più grandi maschi. Noi ospitiamo ragazze e ragazzi che ci vengono segnalati dai servizi sociali oppure anche dal Tribunale dei minori, dipende dalla gravità della situazione. I volontari che hanno gestito l'associazione all'inizio sono stati appunto dei precursori dei tempi. Hanno introdotto quello che è il concetto di comunità educante, un concetto che oggi è trattato in modo quasi automatico e spontaneo da tutti i vari livelli delle istituzioni, ma che quel tempo non era poi così noto e scontato. Purtroppo per ragioni di lavoro conosco queste realtà di sofferenza e ho capito quello che prima non avevo capito. Quanto sia utile l'azione di supporto esterno alla famiglia, soprattutto da parte di professionisti che dedicano tanto tempo a chi ha bisogno di ascolto. Facciamo in modo che vivano una vita come è diritto di qualsiasi adolescente. Sono seguiti da educatori professionisti e da tutta una serie di volontari come me che li accompagnano nella loro vita quotidiana. I volontari hanno una duplice funzione, da un lato di sostegno pratico, i compiti, lo stirare, il giardino, le cose più pratiche anche, dall'altro di creare un ponte con la realtà esterna, perché sennò la comunità potrebbe rischiare di essere un qualcosa di chiuso e in qualche modo, non dico ghettizzante, ma quasi. C'è una forte sinergia dall'associazione che si è posta con molta umiltà all'interno del territorio, senza pretendere nulla, anzi a volte dando al territorio inconsapevolmente. Ed è un arricchimento per tutti quanti noi, questo è un dato inconfutabile. Vanno a scuola, frequentano attività sportive, socializzano negli spazi che abbiamo, cerchiamo anche sempre di far intervenire i loro compagni e compagne di scuola da fuori, di modo che abbiano proprio una vita tipica, normale da adolescente. Ecco, in questo vuoto c'è una presenza della società civile che lo coglie con grande sensibilità e con grande velocità e che cerca di ricreare una dimensione familiare allargata. La famiglia allargata è quello che oggi manca. Le difficoltà più grandi sono sicuramente quelle di entrare nella fiducia di questi ragazzi che hanno alle spalle un bagaglio pesante, a volte molto pesante. E quindi è un lungo lavoro di costruzione di questo rapporto fiduciario con loro, reciproco ovviamente, e che permette alla fine di arrivare a un risultato. L'obiettivo qual è? Quello di arrivare in genere verso la maggiore età a farli uscire o essendo capaci di vivere da soli, e in questo senso noi li aiutiamo anche ad inserirsi nel mondo del lavoro, oppure a rientrare nella loro famiglia o in parte di famiglia. Mi colpisce molto, tra le tante cose, la flessibilità e la rapidità di intervento. E non è un lavoro da poco. E credo che una realtà piccola come la mia, che ha poco più di 3.000 abitanti, sia un luogo ideale perché nascano dei rapporti schietti, sinceri, sia tra il mondo degli adulti ma anche tra coetanei. Il risultato migliore è quando loro riescono a inserirsi nella vita quotidiana con un lavoro stabile,
una famiglia, spesso si sposano, hanno figli, e la cosa più bella è quando qualche volta tornano a far visita alla loro famiglia, tra virgolette, che li ha cresciuti, li ha accompagnati, e questo dà forza anche agli educatori per insistere e continuare nel lavoro. Sono soldi investiti non bene, io direi più che bene, perché sono soldi investiti per il futuro delle comunità. Parliamo del cittadino del domani, ma ancora prima parliamo della persona, dell'individuo umano che dovrebbe essere oggetto di tutte le azioni che noi portiamo avanti. La nostra casa è situata a Sarmide, in un borgo storico del paese. La casa è stata svuotata e viene completamente ristrutturata, quindi stiamo rifacendo i solai, il tetto, tutti gli impianti e anche gli infissi, ma soprattutto si procede ad un adeguamento sismico. I lavori per la casa di Sarmide ammontano a 1.350.000 euro. Di questi 880.000 vengono dai vari bonus. Per la parte rimanente, circa la metà viene da una gestione virtuosa delle nostre finanze e per il resto contiamo sull'aiuto della comunità. La casa è di 550 metri quadri, ci sono 9 camere per i ragazzi, 5 bagni, una grande cucina e spazi comuni dove poter trascorrere il tempo libero e anche studiare. La casa sarà restituita ai ragazzi la prossima estate. L'Associazione La Porta lavora sulla prevenzione. Un vostro contributo, piccolo o grande che sia, aggiunge valore al nostro lavoro. Grazie.